Incessanti gli sforzi della Polizia di Stato al fine di garantire sicurezza su strada. In tale percorso si innestano i serrati servizi della Polizia Stradale che nella prima metà del mese hanno interessato le strade di Agrigento, eseguiti anche unitamente al personale sanitario della Questura. Nel complesso sono state controllate 70 persone, di cui 2 sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Oltre alle infrazioni menzionate, è stato deferito all'autorità giudiziaria un giovane per guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope. I controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell'incidentalità che ha come causa principale, oltre l'eccesso di velocità, anche le violazioni di norme comportamentali previste dal Codice della Strada. In tale ottica il personale in forza non solo alla sezione della Polizia Stradale di Agrigento, ma i distaccamenti di Canicattì e Sciacca ha intensificato l'attività nella settimana di controlli Road Poll, dedicata a ciò impiegando 15 pattuglie ed elevando 86 sanzioni amministrative.